Buonasera, in apertura gli aggiornamenti sul coronavirus con il consueto bollettino della Regione. In Calabria ci sono 4 positivi in più. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 46.593 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.188, 4 in più rispetto a ieri. Quelle negative sono 45.455. I dati contenuti nel consueto bollettino della Regione. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 39 pazienti in reparto, 49 in isolamento domiciliare, 97 guariti e 33 deceduti. A Cosenza 10 in reparto, 254 in isolamento domiciliare, 167 guariti e 33 deceduti. A Reggio Calabria 11 in reparto, 1 in rianimazione, 121 in isolamento domiciliare, 118 guariti e 16 deceduti. A Crotone 5 in reparto, 28 in isolamento domiciliare, 74 guariti e 6 deceduti. A Vibo Valentia 50 in isolamento domiciliare, 21 guariti e 5 deceduti. Nel numero dei casi testati attraverso tampone sono compresi 2.387 riferiti ai rientrati presso la propria abitazione. Per quanto riguarda i rientri positivi nell'area centro, un soggetto a Vibo Valentia e uno a Catanzaro. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. I soggetti in quarantena volontaria sono 9.310, così distribuiti: a Cosenza 1.737, a Crotone 2.363, a Catanzaro 2.330, a Vibo Valentia 662, a Reggio Calabria 2.218. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione per comunicare il rientro alla residenza sono più 402, quelle registratesi per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali sono più 181 per un totale di 583. E un audio circolato sulle chat di WhatsApp lancia l'allarme sulla presenza di migliaia di tamponi congelati nei locali della centrale del 118 in attesa di essere trasportati e processati. Noi siamo andati a verificare. Questo è il locale dove vengono conservati i tamponi che sono stati prelevati sul territorio provinciale di Cosenza dal personale del 118. Secondo l'audio che sta circolando su WhatsApp, sulle chat di WhatsApp in queste ore, qui dentro sarebbero conservati migliaia di tamponi ancora da esaminare. La verità, come spesso accade, sta nel mezzo. I tamponi in attesa ci sono, ma non sono migliaia, almeno per il momento. Ce lo spiega il direttore del 118 di Cosenza, che apre le porte del locale e ci mostra il frigorifero dove vengono conservati i test da inviare in laboratorio. Ultimamente, perché gli è stato ordinato di fare questi tamponi sulle strade e sulle autostrade, e sono stati fatti da lunedì a domenica scorsa, perché da lunedì abbiamo interrotto, credo intorno ai 1100-1200 tamponi. Ne ho mandati 250 adesso al laboratorio di Cosenza, come ogni mattina. 3 giorni fa erano 300, alcune volte 150, ci dicono loro la mattina quanti tamponi mandare. Adesso in totale all'interno dei frigoriferi credo di averne meno di 300, quindi intorno a 250-270. Ovviamente questi tamponi sono conservati in frigoriferi certificati dall'ASP. Abbiamo dei frigoriferi di un certo, non solo questo frigorifero qua, ma anche frigoriferi da trasporto. Noi utilizziamo esclusivamente frigoriferi con trasporto a -4. Credo entro oggi, massimo entro domani, mi hanno dato sicurezza che verranno processati anche questi tamponi. Intanto sono stati smantellati i laboratori mobili che erano stati allestiti nei punti d'accesso della regione. Lo screening, anche per chi rientra da altre regioni, continuerà sul territorio. E nel pomeriggio è arrivata anche la precisazione della Regione sul caso dei tamponi. Tutti sono custoditi correttamente, evidenzia il Dipartimento Tutela della Salute. Giochini sui tamponi, per la Regione è tutto falso ed è pronta a presentare una denuncia per procurato allarme in riferimento all'audiomessaggio diffuso in data odierna che il parlamentare del Movimento 5 Stelle Francesco Sapia ha allegato ad un esposto inoltrato alle procure calabresi relativo all'ipotesi che migliaia di tamponi che vengono eseguiti alle persone che sono rientrate in questi ultimi giorni dal nord sarebbero stati congelati in attesa di essere trasportati e processati. Il Dipartimento Salute evidenzia che si tratta di notizie false
false tesi a denigrare l'immagine di una regione che invece, sottolinea, ha risposto brillantemente all'emergenza coronavirus. La regione precisa inoltre che ad oggi sono circa 1.500 in tutta la Calabria i tamponi in corso di lavorazione, così ripartiti, 500 circa presso il Pugliese, 500 all'ASP di Reggio Calabria e 500 presso la centrale operativa del 118 dell'ASP di Cosenza. Tutti i campioni risultano custoditi sulla scorta della circolare del Ministero della Salute del 22 gennaio 2020 che prevede la conservazione degli stessi fino a 5 giorni. La Regione evidenzia inoltre che i laboratori di microbiologia accreditati dalla Regione stanno processando quotidianamente circa 1.300 tamponi con una media di 10.000 a settimana. Finora risultano processati oltre 45.000 tamponi. L'importante numero di rientri delle altre regioni avvenute nella scorsa settimana ha comportato, prosegue la Regione, un impegno ulteriore dei laboratori che riusciranno a garantire comunque il rispetto dei tempi previsti dalla circolare ministeriale del 22 gennaio del 2020. In ogni caso, il Dipartimento Tutela della Salute fa sapere di aver già provveduto ad informare le competenti autorità giudiziarie per valutare l'esistenza di eventuali ipotesi di reato anche rispetto al procurato allarme. Il commissario straordinario dell'ASP di Cosenza spiega il motivo del ritardo accumulato nell'analisi dei tamponi. Vorrei ma non posso, potremmo sintetizzare così la situazione che riguarda i tamponi in Calabria. È vero che in percentuale rispetto agli abitanti della nostra regione se ne sono fatti di più che in altre aree del paese, ma quando c'è stata l'intenzione di aumentare il ritmo ci si è imbattuti in due problematiche, i limiti legati al numero di laboratori e soprattutto la carenza di reagenti. Il commissario Zuccatelli descrive la situazione. L'attività di analisi dei tamponi viene svolta presso la microbiologia dell'ospedale azienda ospedaliera di Reggio Calabria, presso l'Annunziata azienda ospedaliera di Cosenza, presso l'azienda ospedaliera universitaria Mater Domini a Germaneto, a Catanzaro e presso il Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Poi abbiamo avviato per l'ASP di Cosenza uno specifico progetto che speriamo di realizzare anche nel laboratorio di Rossano per aumentare la capacità di analisi dei tamponi. È uscita questa cosa del deposito di migliaia di tamponi presso i frigoriferi del 118, niente di tutto questo. Ho fatto una verifica poco fa. I tamponi attualmente del frigorifero 118 sono 250, che in giornata probabilmente verranno processati presso l'azienda ospedaliera di Reggio Calabria. Quindi, se qualcuno questa notte ha visto migliaia di tamponi, probabilmente avrà visto moltiplicarsi i tamponi. In realtà noi abbiamo delle difficoltà oggettive, come diceva lei, sul reperimento dei reagenti. Abbiamo la potenzialità delle macchine, ma ci mancano i reagenti. Ci hanno dato collaborazione alcuni laboratori della Campania a cui ci siamo rivolti. Noi siamo impegnati alla ricerca dei reagenti attraverso i nostri uffici, che non fanno altro che telefonare in giro per il mondo per trovare i reagenti idonei ad analizzare i tamponi. Una notizia positiva però la possiamo dare: tra i rientri dei cittadini calabresi che sono provenuti dalle varie regioni italiane, su 1 migliaio di tamponi abbiamo avuto 2 positivi. Quindi se l'ordine di grandezza di cui stiamo parlando è questo, vuol dire che il virus non è poi così diffusamente presente come qualcuno può pensare. Giornata internazionale degli infermieri, il direttivo dell'ordine professionale ha consegnato igienizzanti e mascherine ai colleghi in servizio a Cosenza e ha chiesto interventi concreti alla Regione. 4.000 igienizzanti consegnati questa mattina agli infermieri in servizio all'Annunziata di Cosenza, l'iniziativa dell'OPI, l'Ordine degli Infermieri di Cosenza, nella giornata internazionale degli infermieri in un anno diverso, non solo per l'emergenza Covid. Il 2020 è stato dichiarato come anno internazionale degli infermieri e delle ostetriche. Non solo, ricorre il bicentenario della nascita di Florence Nightingale, la prima vera infermiera che ha messo sulle tecniche dell'infermieristica moderna. Noi oggi abbiamo fatto un giro che insieme al mio direttivo presso l'azienda ospedaliera di Cosenza
siamo stati nella postazione centrale del SUEM 118, dove abbiamo consegnato mascherine, abbiamo consegnato delle sacche dell'OPI di Cosenza, abbiamo consegnato anche loro l'igienizzante per le mani. E ci definiscono degli eroi, può darsi che lo siamo, ma se lo siamo vuol dire che siamo eroi da sempre, perché noi stiamo facendo quello che abbiamo fatto in passato e stiamo facendo quello che continueremo a fare in futuro. Gesti simbolici, ma anche rivendicazioni concrete e riconoscimento del ruolo che nel tempo è cambiato per la professione sanitaria e richieste dirette per il governo regionale. Abbiamo fatto una proposta alla Presidente della Regione Calabria per l'istituzione di un fondo ad hoc per gli infermieri e per l'istituzione di incentivo per tutti gli operatori che hanno combattuto questa guerra, che ci ha visti in questo momento primeggiare rispetto a un virus subdolo, viscido, che ha fatto vittime, ha mietuto vittime anche tra gli infermieri. A loro va il nostro abbraccio, quello di tutto il direttivo dei revisori dei conti, perché quotidianamente sanciscono un patto, un giuramento, una promessa con tutti i cittadini calabresi. Turismo e commercio in crisi. È partita oggi la 3 giorni di manifestazioni promossa dalla delegazione di Le Castella di Confcommercio. Lo stato di calamità commerciale lo chiedono i commercianti e gli operatori turistici di Isola Capo Rizzuto nel Crotonese, che a pochi giorni dalla riapertura decisa dal governo vivono di incognite e si sentono abbandonati. Le Castella è in grosse difficoltà, ma è in difficoltà Le Castella come sono in difficoltà tanti altri paesi che vivono di turismo. La situazione è assolutamente drammatica perché qui ci sono tante attività che rischiano addirittura di non aprire, mentre altre che avranno il coraggio di aprire non si sa come apriranno, perché magari i ristoratori che fino all'anno scorso potevano avere all'interno delle proprie stanze, dei propri locali 50 tavoli, oggi magari potranno contare soltanto su 10. Riteniamo che con lo Stato, con la dichiarazione di calamità commerciale, speriamo di dare un piccolo aiuto ai commercianti della nostra zona che in questo momento sono completamente in ginocchio. Il turismo è il settore fra i più colpiti e luoghi simbolo della nostra terra come Le Castella nel Crotonese rischiano il default. Stiamo chiedendo con forza di dare dei segnali importanti, seri e concreti al mondo delle piccole e medie imprese e oggi in particolare al mondo del turismo. Proprio il settore del turismo è quello più colpito rispetto a tutti gli altri, perché effettivamente rispetto a una incertezza e mancata programmazione rispetto a questa crisi economica che stiamo vivendo tutti quanti, questo mondo rischia di non partire completamente. E ora a Catanzaro per la ripresa delle attività in questa fase 2, al via anche gli uffici giudiziari che però devono attenersi ad alcune linee guida. Guanti e mascherine ormai fanno parte dell'abbigliamento quotidiano. È partita oggi anche a Catanzaro negli uffici giudiziari la cosiddetta fase 2. Al momento saranno trattate esclusivamente le cause più urgenti, ma sentiamo quali sono le linee guida. Ci sono molti avvocati in giro, molti sono giunti in tribunale per alcune attività di cancelleria, altri invece oggi si trovano in tribunale per svolgere alcune udienze che erano state fissate e programmate. Il Consiglio dell'Ordine, al fine di evitare un impatto numerico importante per quanto riguarda le udienze penali, dove sarebbe stata necessaria la presenza del difensore, ha messo a disposizione dell'intero distretto ben 4-5 consiglieri dell'ordine, come l'avvocato Bianco, l'avvocato Foresta, l'avvocato Casalinuovo, l'avvocato Gareri, l'avvocato Gimigliano, che andranno naturalmente nelle varie udienze penali, si porranno come difensori d'ufficio ed eviteranno quindi l'assembramento che invece si sarebbe potuto creare per quanto riguarda quelle udienze che perlomeno verranno rinviate. Diversi protocolli utilizzati nei vari tribunali del paese e per arrivare alla fase 2 dopo il lockdown, anche rendendo compatibili le circolari emanate dal Ministero, in particolare per l'integrazione graduale del personale, non è stato semplice, un lavoro sinergico. Oggi possiamo dire che sostanzialmente in tribunale siamo già arrivati a circa 2/3 del personale. Il blocco di alcune attività era legato al fatto che con la riduzione del personale non è possibile svolgere alcune attività, quindi ci si era limitati semplicemente da un punto di vista della cancelleria a quegli atti urgenti e non differibili. Possiamo dire che Catanzaro sia un'isola felice, siamo riusciti con il protocollo civile ad ampliare la portata delle udienze che potranno essere svolte, immaginiamo separazioni e divorzi verranno fatti, ma tutta un'altra serie di
procedimenti che verranno svolti in ragione naturalmente anche di alcune misure che sono state adottate. Ad esempio oggi è partito anche il servizio desk, front office del Tribunale, quindi a piano terra si entrerà 4-5 per volta e si potrà naturalmente procedere a quelle attività che non sono possibili attraverso la PEC. Rimane attraverso la PEC invece la possibilità di depositare alcuni atti e quindi anche questo va a ridurre il numero degli avvocati presenti all'interno del Tribunale, e il criterio principale nel penale utilizzato è invece quello dei procedimenti a carico dei detenuti, con alcune eccezioni anche per i soggetti liberi. A Reggio Calabria il sindacato Wilpa denuncia le precarie condizioni igienico-sanitarie alla caserma dei Vigili del Fuoco di San Ferdinando. È a rischio il presidio dei Vigili del Fuoco di San Ferdinando, lo denuncia la UIL Pubblica Amministrazione attraverso la segreteria territoriale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria. La caserma presenta pericolose e pregiudizievoli carenze igienico-sanitarie, in particolare è interessata da una copiosa fuoriuscita di reflui fognari che hanno invaso tutta l'area circostante. Secondo la denuncia del sindacato, questo stato di cose ha procurato danni al personale che si trova costretto a convivere con una situazione che è in netto contrasto con le più elementari norme di igiene e di sicurezza. La UIL Pubblica Amministrazione già da febbraio, quando scoppiò l'emergenza coronavirus, aveva chiesto all'amministrazione dei Vigili del Fuoco di mettere in campo tutti gli strumenti per la tutela della salute dei lavoratori. La lotta, così viene definita, aveva ottenuto i suoi frutti, tanto che il virus non aveva colpito e non ha colpito nessuna delle sedi della provincia. Adesso però questo problema che deflagra in una situazione di emergenza ancora non del tutto superata, sebbene contenuta. La UIL Pubblica Amministrazione chiede che il presidio di San Ferdinando sia messo in sicurezza e che nel frattempo il personale in servizio in quella struttura sia spostato nel vicino distaccamento dell'area portuale di Gioia Tauro. Incidente sul lavoro oggi nel Cosentino, un agricoltore di 50 anni è morto a San Giorgio Albanese dopo che il trattore che stava azionando per attuare alcuni lavori in un appezzamento lo ha travolto. Il fatto è accaduto in contrada Pantanello. Il mezzo agricolo, per causa in corso di accertamento, si è ribaltato e non ha dato scampo all'uomo, che è rimasto schiacciato. A Montalto Fugo invece 20 persone sono state sanzionate perché sorprese ad abbandonare rifiuti. Arrivavano in auto e dopo aver controllato che in giro non ci fosse nessuno, lanciavano dalla vettura grossi sacchi di spazzatura, ma sono stati incastrati dalle telecamere piazzate dai carabinieri forestali. Siamo a Montalto Fugo, la zona è quella adiacente al cimitero comunale e alla nota località Mangebevi. 20 le persone sanzionate per l'abbandono indiscriminato di rifiuti, individuate attraverso un mirato servizio di vigilanza da parte dei militari della locale stazione carabinieri forestali, effettuato anche grazie all'ausilio degli impianti di videosorveglianza, alcuni dei quali forniti dall'amministrazione comunale. Ecco alcuni dei trasgressori mentre abbandonano grossi sacchi neri con all'interno rifiuti di ogni genere, sfalci di potatura, materiale vario, in alcuni casi anche sacchi neri con all'interno pasta, riso e altre derrate alimentari donati in questo periodo ai cittadini bisognosi. Per abbandonare i rifiuti sceglievano strade poco trafficate, zone periferiche, lontane da occhi indiscreti, ma le telecamere hanno ripreso tutto e così, come dicevamo, in 20 sono stati identificati fino ad ora. Sono state elevate sanzioni per oltre 12.000 euro e altre sono in fase di notifica. La denuncia del vice sindaco di Reggio Calabria Armando Neri, che dice: con la fase 2 ci troviamo ad affrontare una nuova emergenza rifiuti perché l'unica discarica calabrese ha deciso di chiudere i cancelli. Siamo qui davanti ai cancelli dell'impianto di San Batello. Anche oggi come Comune di Reggio Calabria abbiamo potuto portare pochissima spazzatura rispetto a quello che è il nostro fabbisogno quotidiano. Siamo entrati dentro l'impianto e abbiamo visto che i capannoni sono pieni di rifiuti che devono andare in discarica, nell'unica discarica calabrese, che è quella di Crotone, gestita da un privato e che è di competenza regionale. Noi chiediamo come città alla Regione Calabria di prendere in mano questa situazione e risolvere il problema della discarica di Crotone,
Perché se ci sarà un blocco continuo, come prosegue da giorni, di ancora 24 ore, non saremo in grado di garantire la raccolta dei rifiuti neanche negli ospedali e nelle carceri. Ed è una vergogna che questa emergenza rifiuti accada in questo momento, in cui tutti noi cittadini, amministratori, operatori sanitari stiamo facendo sacrifici enormi per fronteggiare l'emergenza del coronavirus. E a Cosenza il sindaco Mario Occhiuto ha indirizzato una lettera al procuratore della Repubblica Mario Spagnolo e al prefetto Cinzia Guercio per chiedere di vigilare sulle criticità relative al ciclo dei rifiuti, soprattutto sui blocchi dei conferimenti che avvengono senza preavviso e in modo indiscriminato. A Reggio Calabria invece le Fiamme Gialle hanno sequestrato beni per 32.000 euro ad un uomo che intascava la pensione della mamma morta nel 2017. Ammonta a 32.000 euro il sequestro preventivo effettuato dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria nei confronti di un uomo di Laganadi accusato di aver intascato indebitamente dall'INPS per diversi mesi la pensione intestata alla madre defunta. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Reggio su richiesta della Procura. Secondo quanto emerso dalle indagini dei finanzieri, l'uomo ha riscosso la pensione della donna accreditata mensilmente su un conto corrente cointestato anche dopo che questa era venuta a mancare nell'ottobre del 2017. All'esecuzione della misura si è giunti a seguito di accertamenti anche di carattere bancario che hanno consentito di verificare la riscossione della pensione malgrado non ce ne fossero più le condizioni. L'uomo è stato denunciato per il reato di truffa e indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato. Adesso le previsioni del tempo. L'affondo di una nuova depressione sulla penisola iberica causerà in risposta a una poderosa rimonta anticiclonica africana sul Mediterraneo centrale, i cui primi effetti sulla Calabria si avvertiranno nella giornata di mercoledì, quando le temperature subiranno un'impennata all'insù. Il clou di questa ondata di caldo africana si avvertirà però maggiormente nelle giornate di giovedì e venerdì, quando masse d'aria provenienti dall'entroterra sahariano faranno innalzare ulteriormente le temperature. Domani cielo sereno ovunque, sebbene a tratti potrebbero presentarsi coperture a causa del transito di nuvolosità stratiforme medio-alta. Temperature in deciso aumento. Passiamo a mari e venti. Domani mari generalmente mossi, con venti di direzione variabile sul Mar Tirreno e di direzione meridionale sul Mar Ionio. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Vi lascio alla nostra copertina di chiusura, grazie per l'attenzione e buona serata. Certe lettere d'amore, parole che restano con noi, e non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola lo stesso poi. Abbiamo troppa fantasia, e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambiare il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' per la voglia di piacere a chi c'è già potrà aiutare a stare con noi. Siamo così. È difficile spiegare certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui. Con le nostre notti bianche, ma non saremo stanchi, neanche quando ti diremo ancora un altro sì.
cosa vanno via delle giornate senza fine, silenzi che familiarità, e lasciano una scia le frasi da bambine che tornano, ma chi le ascolterà? E dalle macchine per noi i complimenti del Playboy, ma non li sentiamo più se c'è chi non ce li fa più. Cambia il vento ma noi no, e se ci confondiamo un po', e per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con noi. Siamo